Questa disciplina si chiama acrobatica aerea, è una disciplina di derivazione circense e oggi ci siamo esibite nel nostro attrezzo principale che è il tessuto aereo. Noi siamo un gruppo di una ventina di ragazze e ci alleniamo alla palestra Teste di Pietra di Vivaro. Che figure abbiamo visto? Hanno un nome queste figure? Ma le singole figure sì, hanno tutte un nome specifico, ma in realtà alcune figure sono anche quasi un po' inventate, c'è molto interscambio tra di noi all'interno del gruppo, frequentiamo alcuni workshop da artiste circense molto famose a livello internazionale, per cui la nostra formazione è molto varia e speriamo insomma di poterci riproporre, tenere altri spettacoli nel corso dell'anno, perché per noi è un bellissimo obiettivo e soprattutto è molto divertente anche per il pubblico vedere qualcosa di insolito. L'importanza di questo festival per noi e per tutto il territorio di Meduno è quello di creare una partnership tra soggetti pubblico, quindi le amministrazioni, non solo di Meduno ma di tutto il territorio, e tutte le attività di Meduno e non solo, attività appunto che già da diversi anni operano nel nostro territorio e hanno creato un'economia legata al volo. Odoravano i fior di Vitalba per via, le ginestre nel greto, aliavano prima dell'alba le rondini nell'uliveto, aliavano mute con volo nero, agile, di pipistrello, e tuttora gemea l'assiolo che già spincionava il fringuello. Tra i pinastri era l'alba che i rivi mirava di scendere giù. Guizzò un raggio, soffiò sugli ulivi. Virb! Disse una rondine e fu giorno, un giorno di pace e lavoro, che l'uomo mieteva il suo grano e per tutto nel cielo sonoro saliva un cantare lontano. Questo festival è il compendio di tutta l'opera che noi abbiamo portato avanti in tutti questi anni, cioè valorizzare il nostro territorio, portare a conoscenza di tutti i valori che ci sono in questo territorio, le bellezze naturalistiche, le tradizioni, e il volo è uno sport che ha fatto conoscere nel mondo il nostro territorio, per cui noi vogliamo valorizzare tutto questo proprio per dare una valorizzazione maggiore a tutto il territorio. È il compendio del lavoro che abbiamo fatto e che è un lavoro, e ci tengo a sottolinearlo, di squadra. È una squadra che lavora tanto insieme e questi sono i risultati che possiamo ottenere. Gli Saganis o Ecomuseo sono essenziali per tutta l'organizzazione, è una struttura molto importante per tutto il territorio perché è una struttura culturale che si occupa di cultura, di mantenimento delle tradizioni e che ci aiuta costantemente nel portare avanti i nostri eventi. In questa occasione abbiamo come sempre collaborato in pieno e dobbiamo essere riconoscenti all'Ecomuseo per tutto questo. Che consigli si possono dare per un volo in sicurezza al Valinis di Meduno? Dare delle informazioni dettagliate delle zone militari a sud di Sequals, perché lì c'è una zona militare dove il controllo del traffico aereo, cioè lo spazio aereo, è dal suolo fino ad una certa quota. Pertanto bisogna consigliare ai piloti di non andare troppo verso sud, altrimenti si vengono a trovare con delle situazioni di pericolo con i velivoli militari. Spesso, per divertirsi, i marinai prendono degli albatri, grandi uccelli dei mari, indolenti compagni di viaggio delle navi in lieve corsa sugli abissi amari. L'hanno appena posato sulla tolda e già il re dell'azzurro, maldestro, vergognoso,
pietosamente accanto a sé strascina, come fossero remi, le grandi ali bianche. Come fiacco e sinistro il viaggiatore alato. È comico, è brutto, lui prima così bello. Chi gli mette una pipa sotto il becco, chi imita zoppicando lo storpio che volava. Il poeta è come lui, principe delle nubi che sta con l'uragano e ride degli arcieri, esule qui fra gli schermi, non lo lasciano camminare le sue ali di gigante.